adesso parliamo di solidarietà. Si avvicina il Natale lentamente e questo è il periodo in cui forse più che in altri pensiamo a quello che possiamo fare per gli altri. Adesso parliamo di un'iniziativa che l'anno scorso alla prima edizione ha avuto grandissimo successo, ovvero le scatole di Natale. Ne parliamo con una delle promotrici, Daniela Perrone. Buongiorno. Buongiorno Marina. Ciao, ben ritrovata. Ben ritrovata anche tu. A tutti i radioascoltatori di Radio Cittadella. Dunque, l'anno scorso devo dire che con molto piacere vi abbiamo ospitato per raccontarci come stava andando questa campagna, questa raccolta delle scatole di Natale. Io direi, visto che è passato un anno, ricapitoliamo l'iniziativa, di che si tratta e come possiamo partecipare, Daniela. Allora, l'iniziativa l'anno scorso è stato un successo strepitoso. Taranto e provincia hanno risposto consegnando e donando più di 3.000 scatole. L'iniziativa prevede che ognuno di noi prepari una scatola anche di scarpe con all'interno un oggetto, qualcosa di dolce, un passatempo che può essere un libro, un giocattolino, qualcosa di caldo tipo dei guantini, un cappellino e la cosa più importante il biglietto d'auguri per chi è indirizzato alla scatola. Le scatole devono essere per un adulto, per un bambino, per una bambina o una donna o un uomo. Ovviamente Quindi, si può scegliere, comunque, insomma ciascuno... Sì. C'è un abbinamento oppure diventa complesso ovviamente, quindi no, spiegaci un po'. Noi chiediamo sinceramente, almeno sulla scatola, di specificare a chi è indirizzato il Certo, dono. se è uomo, Quindi, bambino. uomo, bambino, adulto, ragazzo, bambina o bambino, quindi comunque sia il progetto, l'iniziativa rimane identica a quella dell'anno scorso. Perfetto. Quest'anno siamo riusciti, scusami Marina, a essere leggermente più precisi, nel senso che i punti di raccolta sono già lo sappiamo chi sono state fatte delle locandine che verranno apposte a ogni singolo negoziante che comunque parteciperà. Quest'anno si sono offerti volontariamente Acqua Ragia di San Vito, Sì. Giardini Virgilio, si è offerta l'associazione Madonna delle Grazie che è anche un centro di ascolto donna molto importante, con noi collaborerà l'associazione Doniamo Mottola, quindi come vedi il progetto, l'iniziativa si è estesa su tutto il territorio. Bene, quindi anche in provincia, ottimo, sì, ottimo. Anche in provincia. A ognuno di noi comunque, ad esempio per la provincia di Mottola, accontenteranno i loro amici, ci sarà brindisi, quindi comunque sia l'iniziativa ha preso piede a 360 gradi. Io spero sinceramente, vivamente che di poter raggiungere l'obiettivo dell'anno scorso. Noi l'anno scorso abbiamo accontentato veramente tantissime persone, tantissimi bambini e tantissime persone molto sole che non avevano niente. E quello che mi è rimasto più impresso è stato un bigliettino di un bambino che ha donato per un nonno. Quindi sì, è stato un gesto meraviglioso, me lo porterò nel cuore per tutta la vita. Quindi spero veramente che i genitori e i bambini si adoperino per questa splendida iniziativa. Ok Daniela, perfetto, quindi i luoghi in cui si può andare già a portare la propria scatola ce li hai detti, giusto? Sono già attivi, possiamo eventualmente sono già attivi, Acqua Ragia, Giardini Virgilio, la pasticceria Victory di Talsano, il 5 Lune, il bar a San Vito. Stiamo cercando di distribuire come meglio possiamo dei punti di raccolta sparsi per la città, in modo tale da non diventare delle macchinette in giro. Quindi l'associazione, ripeto, Madonna delle Grazie a Talsano e l'associazione Doniamo Mottola. Daniela, un'altra domanda è anche d'obbligo, insomma, come viene stabilito a chi poi dare queste scatole? Allora, come abbiamo già ripetuto, anche già detto l'anno scorso, noi abbiamo un elenco di persone che ci sono state comunque segnalate dal Comune di Taranto e sono anche delle famiglie che noi comunque aiutiamo indipendentemente da questo progetto, da questa iniziativa durante tutto l'anno. Okay. Quindi abbiamo già dei nominativi che comunque purtroppo aumentano sempre di più. Questo purtroppo lo dico perché le necessità quotidiane di ogni singola famiglia sono tantissime. Quindi noi speriamo con questo gesto, ora indipendentemente dalla spesa che si può portare, dagli aiuti economici che si possono dare, di far passare un Natale più sereno, col pensiero, più sereno. Certo. Grazie a Daniela Perrone, torneremo a parlarne magari a ridosso del Natale per chiedere ancora aiuto e sostegno a chi vorrà per questa iniziativa. Buona giornata a te, grazie.